return of the space cowboy into planetary goodbye song. Say you're the space of Jiba, oh you and I go deeper. Maybe I have to get high to get by. This is the return of the space cowboy into planetary. Onorevole Michela Califano, benvenuta, ci vediamo qui a Veneto. Grazie dell'invito. Grazie per essere qui, dovrai sortirti tutte le tue cariche, quindi e io do a tutte le donne del gruppo, quindi così. Assolutamente sì. Consigliere regionale del Partito Democratico, vicepresidente, commissione speciale sui piani di zona per l'edilizia economica e popolare della regione, componente della nona commissione sviluppo economico, attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione, componente della quarta commissione, bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio, componente del comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali. E di questo ne parliamo più approfonditamente. Dove nasce Michela Califano e chi è Michela? Politicamente nasco sul mio territorio, che è Fiumicino, sarò anche di parte, ma credo che sia... sì, mi illumino, come dice qualcuno, ti illumini d'immenso. Sì, perché lo amo, vengo da un territorio secondo me importantissimo, che Roma ha lasciato andare con troppa facilità, ma è stata la nostra fortuna. Siamo comune dal 92, il primo sindaco noi l'abbiamo eletto direttamente nel 92, elezione diretta nel 94, ed è il sindaco che ricordo con più affetto, non solo perché è stata un'elezione diretta, ma anche perché era uno di noi, il compianto Giancarlo Bozzetto, che poi in qualche modo ha anche segnato il mio percorso, è stato per me un maestro, l'ho avuto vicino anche se io vengo da un partito diverso dal suo. E quindi nasco lì, ho sempre fatto politica attiva sul territorio, ma sempre diciamo come iscritta, e le solite cariche che ti arrivavano, responsabile delle donne, roba così, insomma, no? Un pochino sempre marginale, però io non mi lamentavo mai, perché intanto stavi in un sistema e poi mi serviva per crescere, per capire. Poi pian piano ho iniziato a fare il dirigente di partito, e mentre diciamo i miei non volevano perdere tempo ad andare a Roma alle riunioni, ai comitati provinciali e via dicendo, io prendevo, mi imbarcavo ed andavo, e questo mi è servito per crearmi una rete e farmi conoscere. E poi inaspettatamente, per una cosa che è successa nel 2008, me la sono ritrovata, perché nel momento più buio che ho avuto nella mia carriera politica ad oggi, proprio quel mio militare, andare avanti e indietro e partecipare a queste riunioni, a far parte dei comitati provinciali, delle direzioni e diventare un dirigente, ha fatto in modo, in maniera che qualcuno mettesse un faro su di me, mi scegliesse, e poi da lì, dal 2008, è iniziata veramente la mia carriera politica, amministratore, che mi ha portato ancora ad amare di più il mio territorio, perché l'ho vissuto da amministratore, prima all'opposizione, con 5 anni durante il secondo mandato di Canapini, e lì proprio ho avuto una stretta collaborazione col compianto sindaco Bozzetto, che ha perso le elezioni contro Canapini e sedeva con noi nei banchi dell'opposizione fino a quando se n'è andato. La gavetta dell'opposizione. Esatto. E poi dopo, nel 2013, questa vittoria inaspettata con il sindaco attuale Montino, che mi ha visto presidente del Consiglio, la prima degli eletti del centro-sinistra, e lì ho fatto 5 anni bellissimi, faticosissimi, perché Sterino è una macchina da guerra, mi sono messa a traino
perché ho subito intuito che era per me un personaggio, lo conoscevo di nome ma non di fatto. Perché lo conosco. Però mi sono messa a traino perché la prima cosa che ho subito notato è che aveva un altro passo. Ha messo a disposizione del territorio il suo lavoro, lui ha fatto di tutto, da assessore ai lavori pubblici per il Giubileo a Roma, al senatore, consigliere regionale, provinciale, vicepresidente della regione e via dicendo. E poi insieme a lui ho imparato che significa amministrare il territorio guardando al futuro del territorio, perché la cosa che mi ha insegnato è che un buon amministratore non deve fare l'ordinario ma programmare il futuro, perché per fare, programmare è straordinario. perché per fare l'ordinario ci sono i dirigenti, i funzionari. Tu non sei né un dirigente né un funzionario, la gente ti sceglie perché vuole che li accompagni nel futuro. E allora ho imparato tantissimo. E poi il Presidente del Consiglio per me, dopo il sindaco, è il ruolo più bello che c'è in politica. Quello che mi ha colpito di te è la caparbietà, la serietà, la tenacia. Insomma, possiamo dire che sei una donna... Con gli attributi, diciamolo, no? in maniera Diciamolo, elegante. lo diciamo. No, è una cosa che mi dicono in tanti e a me fa piacere. Beh, dai. Non lo vedo come, no? Bella donna, ma... A me fa piacere perché pur riconoscendo che c'è molto da fare sulle politiche delle pari opportunità, perché abbiamo fatto tantissimi passi in avanti. La Regione Lazio si è dotata di una legge che ancora altre regioni non hanno, quella della doppia preferenza, e ci ha permesso di avere più donne nel Consiglio regionale e si è sentito a tutti i livelli una ventata, no, gli uomini proprio un valore aggiunto ma allo stesso tempo. Hai un po' con le tue espressioni, non dico altro. Queste sono puntigliose e non si passa, Non schiodano. E quindi è una cosa positiva, c'è molto da fare, c'è troppo maschilismo, bisogna che mollino un po', che ci siano più opportunità per le donne. A me piange il cuore che queste cose le abbiamo ottenute con le quote rosa, perché noi siamo donne che lavoriamo in politica e che possiamo dimostrare di avere la stessa tenacia, determinazione, lo stesso passo, nonostante siamo magari in famiglia relegate a un ruolo che dice vabbè, ma se ci sta la mamma... È anche un piacere. Diciamo che è la nostra storia, che nasciamo in un paese dove c'è questa diciamo architettura da sempre e io me la tengo stretta, me la tengo stretta e anche diciamo con compiacenza, perché quando alcune cose sono riservate solo alla mamma, per me è una coccola in più. E te lo dico da mamma di 2 ragazzi. E condivido. Però è anche vero che oggi viviamo in un'altra società e che c'è bisogno di avere più donne negli incarichi principali. Però come hai detto te, non solo perché ci sono le quote rosa. Però se le quote rosa sono servite a catapultarci e a iniziare a dar fastidio di più, dice ben vengono anche le quote rosa. Io ti vedo lì un libro, posso chiederti? Sì, questo è un libro che parla un po' di me, sia di me nel privato. Vai. Faccia da schiaffi? Ah, allora ti si può pure, no, dire! Sia di me nel privato, che racconta i miei primi passi, la mia carriera politica fino alle elezioni regionali. Come ti è venuto in mente? Un amico che è uno scrittore, una volta tornavamo da Rieti, eravamo stati ad Amatrice prima del terremoto, perché avevamo fatto il famoso Palio dell'Asinello. Il sindaco Sergio Pirozzi, che oggi è anche mio collega, ci aveva invitato, noi andammo e questo amico ci accompagnò, che poi era il marito dell'allora vice sindaco, scrittore,
e gli raccontavo un po' di aneddoti in politica, no? Tipo in sezione succede questo, mi sono spintonata con quello, andavo a attaccare i manifesti, queste cose che uno non pensa che. Allora mi disse, ma perché non le scrivi tutte queste cose? E ci mettemmo lì per gioco. E allora a un certo punto ho detto, mo le scrivo, quando decisi di candidarmi al Consiglio regionale, di non fare il secondo mandato, di provare sì, di tagliare questo cordone ombelicale con questo mio territorio. Tanto non l'hai tagliato? Assolutamente no. Non l'hai tagliato? E dissi sì, forse a Fiumicino mi conoscono, ma non tutti conoscono tutto di me. E tanti miei atteggiamenti non li comprendono perché non sanno quello che c'è dietro. Nella provincia di Roma, che è il mio collegio, in tanti mi conoscono, ma ho bisogno che mi conoscono in tantissimi, e quindi per presentarmi e anche per aiutare la campagna elettorale ho scritto questo piccolo libricino che sono poche pagine, un centinaio, neanche. Piccolo ma sincero. Sì, perché c'è tutto quello che si poteva raccontare. Qualche cosa l'avrei voluta raccontare, ma me l'hanno censurata. E in regione, quando, insomma, in quel momento? Guarda, a me è successa una cosa che quando la racconto non ci credono. Io ho avuto un blackout. Io il giorno che è nevicato, non so se te lo ricordi, a una settimana prima dal voto. Questo te lo ricordi tu, però? Io Sicuramente. ci siamo dovuti fermare per la campagna elettorale. Forse erano 10 giorni prima del voto. Il giorno dopo, quando abbiamo iniziato a fare campagna elettorale, sentivo in me che non girava più qualcosa. E ho fatto gli ultimi 10 giorni con tantissima fatica. Ma non ero io, non ero brillante, non avevo voglia, ero un'autonoma, proprio così. Mi portavano in giro come un pacco. Se ne sono accorti pochissimi, se ne è accorto lo staff che avevo intorno. Quando sono stata eletta non sono riuscita a gioire, non avevo il contatto con la realtà, ero proprio così imbambolata. E il giorno che mi chiamarono a firmare, diciamo, l'accettazione della candidatura dell'elezione, e facemmo con il cerimoniale, la fotografia, tutta sta roba qui, mi ricordo che fui una degli ultimi ad arrivare a Pisana. Mi chiamarono dal cerimoniale e mi dissero: onorevole Califano, ma lei quando arriva? Fino alle 2. Allora io dissi: sto arrivando, sono partita adesso da Fiumicino, era tipo l'1:10. E quelli avranno pensato: ammazza questa, ma quando arriva noi ce ne dobbiamo andare. E io invece proprio quella mattina non riuscivo ad alzarmi dalla mia scrivania, ero in comune per andare, perché c'era qualcosa che non mi faceva scattare. Andai perché dovevo andare. Racconti bene, E allora entrai da quella porta dove io ero entrata fino magari al giorno prima tantissime altre volte, da amministratore, da dirigente di un partito che andava a trovare qualche collega e tutte queste cose qui. Quando si aprì quella porta e mi trovai il cerimoniale di fronte, e lì ebbi una secchiata d'acqua fredda e lì ebbi la consapevolezza di essere diventato un consigliere regionale, di aver cambiato tutto nella mia vita e di dover iniziare un'avventura nuova, e non sapevo se ne ero alla portata, ne ero capace. Mi prese la paura e lì scoppiai a piangere. E lì mi svegliai. E poi da lì poi sono partita. E sei partita proprio e sei partita alla grande. E abbiamo parlato del tuo attaccamento al territorio, che devo dire è la cosa che più è emersa. Poi ti faremo qualche domanda da madre, anche perché sei una donna e una madre, però ti stai impegnando su più fronti, attualmente su 2 fronti importanti: tutelare le donne affette da endometriosi. Allora, che significa e di cosa si tratta? Allora, naturalmente
l'idea mi è stata sollecitata da un professore, da un medico che è uno specialista nel settore e che mi ha aiutato tantissimo a capire che cos'era l'endometriosi, perché ringraziando Dio io non ne ho sofferto, quindi non è uno spaccato di mia vita vissuta, ma è qualcosa che mi è stata donata. Me l'hanno messa in mano e mi hanno detto perché non fai questa cosa per noi? Quindi questo professore mi ha aiutato a scrivere questa legge per quella che poteva essere la legge che si può presentare ad un consiglio regionale, perché poi ricordiamoci che il consiglio regionale ha delle competenze anche nel legiferare che non ha, che sono molto diverse da quello del governo, anche molto più limitate, però il consiglio regionale può servire per far conoscere, quindi per lavorare sulla prevenzione e quindi per fare in modo in maniera che la problematica si affronti prima e non dopo. E quindi questa legge che depositerò nelle prossime settimane, perché sta alle ultime battute, serve proprio per andare nelle scuole tra i giovanissimi e raccontare che cosa è l'endometriosi, come si manifesta, quali sono i disturbi e come può essere affrontata da subito, perché è una è una malattia, se la possiamo chiamare così, ma la chiamiamo così, che è anche invalidante, che nel tempo può portare tantissime disfunzioni, ti può cambiare la vita in peggio, ti può far diventare cupa, può diventare addirittura un qualcosa che ti può portare anche alla depressione, perché è un disturbo continuo ed è un disturbo anche della propria sessualità femminile e quindi può toccare varie sfere di una donna, ma sicuramente può essere vissuta con più consapevolezza, può essere riconosciuta ai primi sintomi e può essere curata anche con canali diversi da quelli soliti che noi conosciamo. È importante perché è acceso un faro su una problematica diffusa e fornisce anche degli strumenti di prevenzione e tutela che, voglio dire, evitano, come hai detto, tante donne poi di ritrovarsi un problema più serio, più grande. Assolutamente. E questo è importantissimo. Questo è, ecco, un inciso e poi passo alla seconda tua grande attività. Questo è importante, questa è la politica del fare. Io dico sempre, qui ci vediamo ovviamente, non importa, ci sono le diverse sigle politiche, perché a me piace chiacchierare con te, perché sono le persone che fanno la politica e fanno la differenza, però questa è la politica del fare. È la politica del fare e la politica degli amministratori che nascono dal basso. È vero, come spesso dice ce l'hai con i 5 Stelle. Io non ce l'ho con i 5 Stelle, ce l'ho con il voler proiettarsi su qualcosa che non si conosce. Guarda, non ci si può improvvisare, specialmente da questo impasse. specialmente in questo lavoro, perché i cittadini ti scelgono, ti votano e li devi rappresentare e non tutti siamo portati per far tutto. Quindi per capire se siamo portati per rappresentare il voto che ci viene affidato, che ci viene donato, e che io custodisco gelosamente tutti i miei voti, io ho un'agendina dove so su ogni territorio quanti voti ho preso e me li vado ogni tanto a guardare e giro tutti i territori, anche territori dove io ho preso 10 voti e che stanno da casa mia lontani 2 ore, perché ad esempio la Valle dell'Aniene da casa mia è lontanissima, ma io lì sono stata fortemente votata per quelle che sono quelle zone e ci torno spesso perché non ci posso tornare soltanto quando fa comodo a me. Ecco. Allora questo è un percorso che ti struttura
e che non è che fino a ieri facevi l'avvocato, oggi ti improvvisi a fare l'amministratore e pensi perché sai fare l'avvocato puoi riuscire a dare il tuo apporto su determinate tematiche. Lo puoi fare, ma non farlo come amministratore, farlo come tecnico, perché allora forse puoi donare di più, perché per fare l'amministratore ti devi sporcare le mani insieme a chi ha bisogno di te. Tu mi hai raccontato, è stata una cosa armonica, come sentire, no? Era assurdo una melodia, perché tu mi hai raccontato l'escalation di eventi che ti hanno portato da Michela militante, no? Se posso dirlo, a onorevole. Sai, è un altro effetto, è un effetto che sa di competenza, di acquisizione di esperienza. E questo è importante, non ho fatto questo inciso. Si può fare qualcosa e lo state facendo, mi hanno detto, per i genitori che versano in disastrose situazioni economiche, che perdono la casa. Io penso anche ai mariti, no? Che si separano, alle donne, insomma, ai genitori. Allora, io ho depositato circa un anno fa ormai una legge che era a supporto dei genitori separati in difficoltà economica. Questa legge in questi giorni è al vaglio della commissione competente. Arriverà in aula, mi auguro, presto. Ed è una legge che io poi ho fatto con un testo coordinato adesso con un collega del centrodestra che è Sergio Pirozzi, perché lui ne aveva depositata un'altra dopo di me. Quindi il presidente della commissione, anche un po' scetticamente all'inizio, ci ha invitato a vedere se potevamo fare un testo coordinato. E ti dico che pensavano che non ce la potevamo fare, perché ad esempio nella mia legge c'erano le unioni civili e Sergio non le aveva. E ha provato a dire, beh, ma ne leviamo, ma anche no, Sergio, ma anche no, è legge dello Stato. Mi dire che ti ha seguita? Assolutamente sì, gli ho detto ma anche no, Sergio, perché schiaffi, perché è una legge dello Stato, primo, ci credo fortemente, secondo, e ricordati, Sergio, da quale territorio vengo, chi è il mio sindaco e chi è la moglie del mio sindaco. Io questa sera vorrei tornare a casa. Se no, pure me. E allora, no, questo per dire che comunque quando un tema è sentito e che nasce dal basso, e Sergio ha fatto il sindaco, io ho fatto l'amministratore, Sergio ha fatto il sindaco in una città che poi ha avuto l'abbraccio dell'Italia, trafitta nel cuore e l'abbraccio dell'Italia, e che continua ad avere l'abbraccio dell'Italia, e quindi ha un'esperienza vissuta sulle spalle fortissima che penso pochissimi hanno, per fortuna devo dire. Io ho fatto l'amministratore in un comune importante, un comune di quasi 80 e passamila abitanti censiti, ma ti posso dire che siamo molto di più. Il mio comune tocca ormai 100.000 abitanti, è un comune esteso, vasto, dove ci sono 15 località. Complesso, 15 località che potrebbero essere 15 comuni a sé, quindi con 15 diciamo ceti sociali diversi tra di loro, esperienze diverse. E allora lì io ho capito che c'era un vuoto normativo, che è quello proprio di dare un aiuto ai genitori separati che vanno in difficoltà. Poi sono i papà quelli di più, non sono io che devo entrare in queste dinamiche. Come ho detto in commissione la scorsa settimana, parla di genitori in difficoltà, ma il cuore della legge non sono neanche i genitori in difficoltà. Io l'ho pensata perché la legge è incentrata sul benessere dell'anello più debole di una separazione, che sono i figli. Allora
quando i genitori vanno in difficoltà, i figli vanno in sofferenza. Quando i genitori vanno in conflitto, i figli vanno in sofferenza. Allora nella legge, che sono pochissimi articoli per quello che può fare la regione, cerca di aiutare il genitore in difficoltà per non mandare il figlio in sofferenza e per continuare a garantire un certo equilibrio psicofisico ed economico al figlio attraverso i genitori, per fare in modo e maniera che, oltre allo strattone che hanno avuto i figli vedendo i genitori che prima si amavano e non si amano più, quindi il sogno della famiglia che si sgretola, oltre a quello strattone non ci sia altro, e dove possiamo noi dare una mano, un aiuto, noi dobbiamo essere presenti con delle misure che vanno a supporto in questa direzione. Con questa comprensione, guarda, ho i brividi, nel senso che può essere da esempio per tante realtà, cioè parte dalla regione. Guarda, quando sarà approvata saremo la prima regione che ha una legge del genere. A me mi hanno chiamato da tutte le regioni d'Italia, Immagino. e per farmi complimenti solo per aver pensato questa cosa. Copia e incolla, no? Poi vabbè, lasciamo stare, e io mi auguro che questo serva anche a far capire a chi governa oggi, domani e nel futuro che c'è bisogno di una legge più strutturata a livello nazionale, perché lì c'è un vuoto normativo. Ti ringrazio. Grazie per essere stata qui. Grazie a voi. Per la tua esperienza. Grazie a voi per l'invito, e io questo te lo dono. Allora non sai poi così faccia da schiaffi. No, poi non ci credono, però io sono una persona anche timida, ci credono in poco, ma così è. Grazie. Grazie a te. Michela Califano. Grazie. The return of the streets cowboy into planetary goodbye songs. Say you're the space of Jiba, oh you and I go deeper.